Di questo passo si andrà verso lo stato di emergenza, così il presidente della Regione Federica sulla siccità. Oggi vertice al Consorzio Bonifica Pianura Friulana, si riaprono gli impianti di irrigazione attesi temporali da domani. Con il ballottaggio si chiude la tornata delle elezioni amministrative in Regione, il centrodestra si conferma alla guida di Gorizia ma perde Codroipo, centrosinistra sconfitto ad Azzano X. Al via il lavoro della task force anti-Covid per analizzare la situazione degli ospedali. Riccardi, un paziente su 5 ricoverato per Covid. Bisogna far coesistere cure per pandemia con altre patologie. Feriti a Bassano del Grappa 2 operai colpiti dalla copertura del palcoscenico in allestimento per il concerto di Elisa. La struttura si è piegata investendo i tecnici impegnati nella preparazione. Tra 4 giorni apre il calciomercato, l'Udinese blinda Udoge che però glissa e passa la palla agli agenti dicendosi lusingato dalle offerte delle grandi italiane e straniere. Buonasera a tutti voi e ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Se andrà avanti così sarà stato di emergenza. A dirlo il Presidente della Regione Federica relativamente alla siccità che sta interessando il Friuli Venezia Giulia e più in generale tutta Italia. Oggi vertice del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, saranno riaperti gli impianti di irrigazione integrate alle portate del tagliamento. Esauriti i benefici delle piogge cadute e tornato il gran caldo, il Friuli Venezia Giulia attende nuove precipitazioni per superare la condizione di grave siccità in cui versa il territorio. Come regioni abbiamo parlato con il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio e penso che fra qualche giorno o settimana verrà proclamato lo stato di emergenza se la situazione continua in questo modo. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che si è detto molto preoccupato: penso che non abbiamo mai visto una situazione del genere in Friuli Venezia Giulia. Il governatore ha auspicato che vengano superate le condizioni che l'hanno portato ad emettere un'ordinanza ad hoc. Ha fatto sapere che al momento non è prevista la chiusura delle fontane nelle località balneari e ha parlato poi dei pozzi artesiani. Se continua così, a inizio autunno rischiamo che non esistano più. Servono l'acqua potabile a molte utenze. Con questa ordinanza vogliamo tutelarli. Oggi intanto si sono riuniti i tecnici del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per fare il punto della situazione. Abbiamo deciso che era necessario, vedendo anche le previsioni che davano temperature molto elevate nei prossimi giorni, riavviare il servizio irriguo nel compressore consortile nelle zone in cui effettivamente era stato sospeso grazie alle precipitazioni dei giorni scorsi. Permangono delle limitazioni nell'emungimento della falda nelle zone in cui la stessa è piuttosto bassa. Rimane la necessità di integrare la portata del tagliamento tramite il serbatoio dell'Ambiente da parte di A2A. Ovviamente queste valutazioni saranno oggetto di aggiornamento continuo anche in base alle evoluzioni meteo. Possono verificarsi delle precipitazioni nei prossimi giorni, nel caso in cui si verificassero adotteremo le misure conseguenti. Quali sono i punti di maggiore criticità sul territorio? E si confermano quelli che erano già presenti prima della sospensione del servizio irriguo, e quindi in particolare per quanto riguarda la falda freatica, la zona di Orzano e Premariacco, dove il calo della falda è stato particolarmente marcato, e anche alcune zone del Medio Friuli in cui gli impianti hanno difficoltà a prelevare l'acqua di falda. E per quanto riguarda famiglie e imprese, al momento non ci sono rischi per chi è allacciato all'acquedotto, ma i monitoraggi sono continui in montagna. Le sorgenti sono intanto sempre più secche. A San Vito, al tagliamento, rinviato l'utilizzo di cisterne per un paio di famiglie servite da pozzi privati. L'attenzione è costante da parte dei gestori che erogano l'acqua, ma al momento nessuna fornitura allacciata all'acquedotto rischia di restare a secco, anche se la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente se non dovesse piovere presto. Sono concordi Idrogea e Livenza Tagliamento Acque, che servono il Friuli occidentale. Le falde di pianura si sono abbassate di 5 metri, le sorgenti in montagna si stanno prosciugando. I monitoraggi sono quotidiani e i gestori, dopo le varie ordinanze antispreco dei sindaci, invitano i cittadini a usare il buon senso. Anche il consorzio NIP di Maniago ha messo
messo in guardia le aziende del territorio fornendo un vademecum per contenere al massimo i consumi. Diversa la situazione per chi si rifornisce da pozzi privati, magari poco profondi. È il caso di un paio di famiglie del San Vitese che stanno per vedere esaurita la propria falda. Per loro sono pronte le cisterne in collaborazione con la Protezione Civile, ma ancora non ne hanno avuto bisogno. Nei prossimi giorni, come confermato dal sindaco Alberto Bernava, potrebbe diventare necessario un aiuto. Insomma, l'allerta è ogni giorno più alta e la raccomandazione generale è quella di centellinare l'acqua in casa. Ma qualche precipitazione è in arrivo sulla regione, ad annunciare temporali il nostro previsore Antonino Renda. Nella serata di domani giungeranno dei temporali sulla nostra regione per via dell'arrivo di un cavetto atlantico che di per sé non creerebbe problemi se non fosse per l'aria molto calda preesistente. Abbiamo la nostra regione toccata da anomalie fin verso i 9-10 gradi. Tutto ciò contribuisce a fornire energia per eventuali temporali. Temporali che saranno più probabili e comunque più diffusi sulla fascia montuosa a partire dal tardo pomeriggio sera, ma nel corso della nottata alcuni di questi interesseranno anche la pianura. Ovviamente in questi casi, come detto, di energia in gioco ce n'è tanta, anzi troppa, e dunque è lecito attendersi anche qualche temporale con forti raffiche di vento lineari, downburst è il fenomeno, localmente possono anche superare 100 km/h e qualche locale grandinata. E dunque, anche se non tutte le aree verranno interessate, bisognerà prestare comunque attenzione. Intanto è stato presentato a Trieste il report sulla qualità dell'aria in regione. Il quadro è complessivamente positivo e si lavora ora a un nuovo piano ambientale. Vediamo. Una qualità dell'aria ottima, seppur condizionata a Bruniere e Sacile dalla vicinanza con la pianura padana, è un problema legato all'ozono. Il monitoraggio annuale di ARPA, con la direttrice Anna Lutman, l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro e i tecnici Fulvio Stel e Marco Bellini, presenta un quadro decisamente buono, almeno sotto il profilo dell'inquinamento. Il problema più grande resta quello del riscaldamento da combustibile solido, come la legna, che se non bruciata in maniera corretta crea benzoapirene, e poi ossidi di azoto che producono ozono. La regione sta lavorando per un nuovo piano della qualità dell'aria. Quindi andremo a intervenire sulle ancora piccole criticità come quelle che intervengono nella pianura padana, nel pordenonese, ma anche appunto su quelle che sono gli inquinanti dovuti alla legna piuttosto che all'elemento intensivo o l'uso di certi tipi di fertilizzanti. Quindi andare a cavalcare quella che è una rivoluzione culturale in campo ambientale ed ecologico, sensibilizzare la popolazione e gli addetti ai lavori ad andare appunto nel senso ecologista della nostra regione. Quindi tanta comunicazione e tanti interventi e incentivi affinché tutto questo possa essere attuato in pratica. Con il turno di ballottaggio si sono chiuse le elezioni amministrative in regione. Rodolfo Ziberna è stato confermato sindaco di Gorizia. Festa nella notte per le vie del capoluogo isontino per la vittoria del sindaco uscente che ha superato per 550 voti la sfidante Laura Fasiolo. L'ufficialità è arrivata nella notte con Rodolfo Ziberna confermato sindaco di Gorizia. Sarà lui quindi a condurre il capoluogo isontino al traguardo della capitale della cultura nel 2025. È anche quello una delle ragioni per le quali avevo chiesto il voto ai cittadini, proprio per non vanificare l'intenso lavoro che abbiamo fatto nel corso di 5 anni, la semina importante che abbiamo fatto e che perciò ora darà i suoi frutti, stanno germogliando. Certo un rammarico per la scarsa affluenza alle urne, sebbene per quanto riguarda Gorizia sostanzialmente si sia attestata sul dato di 5 anni fa. Poco più di 500 i voti che hanno distanziato i due candidati, con una rimonta della candidata del centro-sinistra considerata comunque un successo. È un risultato decisamente positivo, siamo tutti molto soddisfatti, lo saremmo state certamente di più se fossimo riusciti a farcela. Ci contavo assolutamente, abbiamo superato un gap notevole con 1161 voti in più rispetto alla situazione precedente, che non ci hanno però consentito di recuperare quegli altri necessari, cioè altri 500. In municipio ad Azzano Decimo oggi la proclamazione di Massimo Piccini, nuovo sindaco sostenuto da Fratelli d'Italia e da una lista civica, ha ottenuto oltre il 60% delle preferenze. Piccini Massimo, sindaco del comune di Azzano Decimo.
Con oltre il 60% delle preferenze, Massimo Piccini, sostenuto da Fratelli d'Italia della lista 33082, è diventato il nuovo sindaco di Azzano Decimo, battendo al ballottaggio il candidato di centrosinistra Enrico Guin. Oggi la proclamazione in municipio. Piccini ha ricevuto la fascia e le chiavi dal primo cittadino uscente, Marco Putto. E credo che il valore aggiunto di questo secondo turno di ballottaggio sia stato proprio da parte degli elettori apprezzare la nostra coerenza e la nostra trasparenza fin qui tenuta. Chiare le prime mosse del nuovo sindaco in divenire la squadra. Riorganizzazione degli uffici per quanto ci riguarda, potenziamento e riorganizzazione degli uffici e poi opere pubbliche e politiche sociali. Non le dico i nomi ancora per la Giunta, allo stato attuale, però il vice sindaco sarà nella figura di Giacomo Spagnol di Fratelli d'Italia. Amarezza per Guin, che da assessore uscente non è riuscito ad ottenere la vittoria. Di sicuro non c'è felicità, mettiamola così. Quando si perde, come anche da sportivo perdere non è mai bello. Complimenti al nuovo sindaco Piccini e buon lavoro a lui e alla sua squadra. Da parte nostra andremo avanti con un nuovo progetto di centrosinistra che di fatto si è avviato con queste elezioni, facendo la migliore opposizione possibile. Dopo 10 anni di amministrazione, Putto passa così la mano al suo successore. Gli ho fatto i migliori auguri di buon mandato nell'interesse del comune e dei cittadini. È un comune con i conti a posto, un comune con dei servizi che funzionano, sicuramente come sempre nella vita i margini per fare meglio ci sono e quindi ecco a lui il compito di cercare di migliorare ancora di più quella che è la condizione di vita complessiva del comune. Il centrodestra non ha mai subito una sconfitta così grande, questo è il commento di Fabio Marchetti sull'esito del ballottaggio a Codroipo che ha visto affermarsi Guido Nardini, sostenuto da una lista civica e dal PD con il 59,6% delle preferenze. Passaggio di consegna oggi a Codroipo tra il sindaco uscente Fabio Marchetti e il neoeletto primo cittadino Guido Nardini, che sostenuto da una lista civica e dal PD ha ottenuto al ballottaggio il 59,61% delle preferenze. Una sconfitta che al centrodestra pesa. La sconfitta più grande che il centrodestra subisce nella seconda Repubblica, anche perché nella prima il centrodestra non c'era la vecchia mamma DC e con il pentapartito. Quindi dal 93 in poi il centrodestra, a parte le mie 2 vittorie, non ha mai subito una sconfitta così pesante. Nardini guarda al futuro di Codroipo con l'idea di portare a termine opere pubbliche già avviate, apportando se necessario qualche modifica e punta su una revisione dell'assistenza sanitaria sul territorio, sulle scuole, migliorandone anche gli aspetti strutturali, sul trasporto scolastico e sulla collaborazione con il Medio Friuli. Ho già alzato il telefono e parlato con alcuni sindaci del Medio Friuli, continuerò. E questo è un altro degli aspetti che avevamo indicato. Vorremmo ricostruire un rapporto armonico a prescindere proprio dalla collocazione politica, perché non ha nessun senso ragionare sulla collocazione politica quando si ragiona su un territorio di 50.000 abitanti. Si lavora per il bene di questa comunità. Vincitori e vinti puntano il dito contro la bassa affluenza alle urne. Sono concordi sul fatto che la politica debba rimboccarsi le maniche per riconquistare la fiducia dell'elettorato e per coinvolgere maggiormente i giovani. Ma al di là della bassa affluenza alle urne, cosa non ha funzionato nella campagna elettorale di Gianluca Mauro, che sostenuto dal centrodestra ha ottenuto il 40,39% delle preferenze? Io non ho nessun dubbio a dire che il centrodestra in questo caso ha perso, magari ha perso anche per colpa mia, non voglio dire il contrario. Bisogna prendere atto, bisogna rimboccarsi le maniche e vedere in futuro quali siano le cose migliori da fare per Codroipo. Noi in opposizione dovremmo essere costruttivi, dovremmo fare le cose solo per il bene della città. Un discorso è la politica, un discorso poi sono le persone. Nel complesso centrodestra premiato in modo netto in regione, questa è l'analisi del presidente della regione Federica. Comuni che potevamo prendere perché c'era consenso dei cittadini, per problemi territoriali non si è riuscito a trovare la quadratura del cerchio, però veramente vuol dire impegnarsi molto per cercare delle note negative in questa tornata elettorale che devo dire in Friuli Venezia Giulia ha premiato in modo netto il centrodestra. Ma di questo ribadisco è merito dei candidati, di chi era candidato in Consiglio regionale, di chi era candidato a sindaco, perché un voto sulle amministrative bisogna dargli rispetto. Oggi sarebbe molto facile per me
rivendicare il successo politico, ma credo però che bisogna avere rispetto dei sindaci eletti e dei consiglieri eletti. Nessun effetto Fedriga, tende a precisare il presidente, che poi, pensando più in generale alle sconfitte a livello nazionale, con particolare riferimento a Verona, rilancia sui contenuti. Non basta stare uniti, è fondamentale ma non è sufficiente, che bisogna avere un programma di governo serio, prospettare un futuro per l'amministrazione che si è chiamati a rappresentare e forse fare una promessa in meno ed essere un pochino più concreti. Per quanto riguarda il PD, a parlare è il segretario regionale Sciaurli, che dice: in un contesto nazionale di successi e crescita per il PD e progressisti, in regione la straordinaria vittoria di Codroipo, così come Duino e Ronchi strappate al centrodestra, sono ottimi esempi, ma non possono farci dimenticare le dolorose sconfitte di Azzano Decimo e Cervignano. Alcuni dati, prosegue Sciaurli, sono incoraggianti e incontrovertibili, con partite aperte ovunque, spesso giocatesi per un pugno di voti. Altri dati sono un importante monito: se non si è uniti e se prevalgono interessi e ambizioni personali si perde. Sciaurli ha citato la grande rincorsa di Laura Fasiolo a Gorizia, che si è fermata al fotofinish, ma la sua capacità di unire e guardare al futuro ha dimostrato che anche in una città dal centrodestra radicato si può guardare al cambiamento, così come il lavoro fatto quotidianamente a Codroipo, con confronto, proposte e capacità di allargare i confini del centro-sinistra, dimostra che a nulla serve schierare Fedriga ogni giorno, vantare rapporti esclusivi e il potente assessore alla sanità. Apriamo la pagina Covid perché si va verso una svolta nella gestione della pandemia in regione. Oggi primo giorno di lavoro per la nuova task force. Vediamo. Primo giorno sul campo della nuova task force regionale anti-Covid, il cui obiettivo sarà capire come far coesistere negli ospedali la gestione dei pazienti Covid e lo smaltimento delle liste d'attesa. Una situazione in cui l'emergenza diventa gestione ordinaria, verso cui stanno guardando tutte le regioni e il governo centrale. In questo momento contiamo il 20% delle persone ricoverate nei nostri ospedali che effettivamente sta in ospedale per ragioni legate alla pandemia. L'80% riguarda altri tipi di patologie che presentandosi in ospedale, facendo il tampone come la procedura prevede, essendo asintomatici, vengono in qualche modo riscontrati al Covid. Quindi chiaro che sono due flussi importanti, questi due flussi se continueranno ad essere gestiti in questo modo continueranno a appesantire l'organizzazione del sistema sanitario con una ricaduta negativa nel sistema della capacità di recupero delle attese. Le regioni spingono per una soluzione di alleggerimento di questo genere, vedremo se prendere delle decisioni noi o cercare di capire, perché abbiamo anche notizia nei confronti con le prevenzioni del Ministero della Salute che sia lo stesso Ministero della Salute che voglia prendere una decisione che riguarda tutti. Io credo che questa sia la soluzione migliore, però quella soluzione migliore deve arrivare il prima possibile. 356 intanto le nuove positività rilevate oggi da 1910 test eseguiti, c'è una persona in più in terapia intensiva, in totale sono 155 le persone ricoverate con Covid in altri reparti, c'è stato un decesso oggi in provincia di Trieste. E tra i positivi c'è anche il neosindaco di Azzano Decimo, Massimo Piccini, che è risultato positivo dopo un tampone al quale si è sottoposto in via precauzionale questa sera. Abbiamo visto prima appunto in mattinata la sua proclamazione in municipio, la presenza di numerose persone. Il neosindaco si è subito posto in isolamento e non presenta particolari sintomi, lavorerà dunque da casa nei suoi primi giorni del nuovo incarico. E caccia all'uomo dopo una sparatoria che è avvenuta questa mattina a Bibbione, nel parcheggio di un palazzo tra via Andromeda e via della Vega. Il bilancio è di 3 persone ferite, tra queste un friulano. Sono stati esplosi 3 colpi. L'uomo che ha sparato è un 55enne albanese ancora in fuga e ricercato dai carabinieri di Portogruaro. L'episodio ha coinvolto anche un 60enne di Latisana intervenuto nella lite, colpito alla testa con il calcio della pistola. Non sarebbe
pericolo di vita, a differenza di un albanese trentenne residente a Cesarolo che è stato colpito dal colpo d'arma da fuoco alla testa ed è tuttora ricoverato a Mestre. C'è un terzo ferito che è un uomo di nazionalità albanese. È la procura di Pordenone a coordinare le indagini appunto per ricercare anche l'uomo che era stato condannato lo scorso 22 maggio per minacce con coltello ai danni di uno dei 3 feriti. Le sue ricerche sono proseguite per tutta la giornata di oggi, ancora senza esito. È stato celebrato nel Duomo di Codroipo il funerale di Elisabetta Molaro, la donna uccisa dal marito 2 settimane fa. Un centinaio di persone sono dovute rimanere fuori dalla chiesa gremita. Era troppo piccolo il Duomo di Codroipo per accogliere tutte le persone che oggi hanno voluto dare l'ultimo saluto a Elisabetta Molaro, la donna di 40 anni uccisa dal marito nella sua casa di Codroipo 2 settimane fa. Più di 100 amici e conoscenti hanno dovuto seguire le esequie nella piazza antistante, cercando riparo dalla canicola all'ombra delle case. Nella chiesa gremita, il parroco Monsignor Ivan Bettuzzi ha ricordato la gioia di vivere di Elisabetta, una persona con lo sguardo rivolto sempre al futuro, soprattutto a quello delle sue bambine. Poi è scesa la notte, ha detto il sacerdote, si è scatenata la tempesta. Proprio nel luogo della sicurezza, le mura domestiche. Don Bettuzzi ha raccomandato ai presenti di non fermarsi alla cronaca per evitare che Elisabetta tra qualche tempo diventi un numero delle statistiche. E ha auspicato una regolamentazione che impedisca alla narrazione giornalistica e all'eco della cronaca di diventare fonte di emulazione. Tanti i primi cittadini del Medio Friuli che hanno partecipato alla cerimonia, a partire dal sindaco di Codroipo Guido Nardini, che ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Il mondo dell'economia è in lutto per la scomparsa di Leonardo Del Vecchio, fondatore e presidente di Luxottica, successivamente fusa in Essilor Luxottica, che ad oggi conta 180.000 dipendenti. Del Vecchio era azionista di Mediobanca, Generali e Covivio. Aveva 87 anni ed era ricoverato al San Raffaele di Milano. Nel 2002 per lui la laurea honoris causa dall'Università di Udine in ingegneria gestionale. Furio Onsel, oggi consigliere regionale, nel 2002 rettore dell'università, ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa, dicendo che Del Vecchio rappresenta un modello di straordinario successo, di imprenditorialità innovativa. Massimiliano Fedriga ha invece detto: negli anni Del Vecchio ha saputo costruire un impero a partire dalle montature degli occhiali, diventando un simbolo in tutto il mondo del saper fare italiano. Incidente sul lavoro a Bassano del Grappa, dove 2 operai sono stati colpiti fortunatamente, non in maniera grave, dalla copertura del palcoscenico in allestimento per il concerto di Elisa. La tettoia del palcoscenico, per cause in corso di accertamento, è crollata investendo i 2 tecnici. L'allarme è scattato poco dopo le 13 nel Parco Ragazzi del 99. La copertura già montata si è piegata di 45 gradi appoggiandosi sulla base del palco. Lo show della cantante di Monfalcone si sarebbe dovuto tenere domani, ma ormai il condizionale è d'obbligo in attesa delle disposizioni delle autorità che prenderanno delle decisioni e anche di quelle degli organizzatori dell'evento. L'incidente ricorda quello avvenuto a Trieste a dicembre del 2011, quando il palco in allestimento per il live di Giovanotti crollò, uccidendo in quel caso il 19enne Francesco Pin e ferendo altri 12 operai. Un uomo di 31 anni di Torreano è disperso da sabato sulla ferrata Palma del Mataiur. L'uscita doveva venire assieme ad un'amica che poi ha rinunciato ad accompagnarlo. Le ricerche sono scattate questa mattina ed è stata attivata la stazione di Udine del Soccorso Alpino, che coordina le operazioni di ricerca da Stupizza assieme a Guardia di Finanza, Carabinieri, elicottero della Protezione Civile per i sollevoli dall'alto, unità cinofile e un cane molecolare. Ed è stato invece recuperato e portato in ospedale il rocciatore che nel primo pomeriggio di oggi si era infortunato sul Monte Cavallo a Pontebba. È un 19enne di Monfalcone. L'intervento di soccorso si è concluso alle 17. Il ragazzo era caduto per 20 metri sulla via Gocce di Tempo, restando appeso per ore. L'elicottero ha raggiunto la parete per individuare la cordata, composta dal giovane caduto e dalla sua compagna di cordata, una 27enne carnica rimasta illesa in sosta. Ci sono stati disagi questa mattina per gli automobilisti che si trovavano lungo la A34 per il tamponamento tra una vettura e un camion che ha causato lo sversamento di diversi litri di gasolio. Il traffico è stato interdetto per circa un'ora e mezza, fino a quando i tecnici di Autovie Venete hanno rimesso in sicurezza la carreggiata.
Gli avvocati penalisti incrociano le braccia e anche domani si asterranno dalle udienze, così come oggi. Sentiamo il perché da Raffaele Conte, presidente della Camera Penale Friulana. Niente udienza in tribunale, gli avvocati penalisti entrano in sciopero. Oggi e domani i legali incroceranno le braccia aderendo all'agitazione proclamata dall'Unione delle Camere Penali. La protesta riguarda il diritto dell'imputato a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento. Oggi invece capita che i giudici siano cambiati in corsa per esigenze organizzative, trasferimenti a richiesta dei singoli magistrati, esigenze private degli stessi giudici, dice l'Unione delle Camere Penali. Non possiamo accettare questa violazione del contraddittorio, questa violazione del giusto processo, dei principi di oralità e immediatezza che penalizza l'imputato. L'imputato così verrà giudicato da un giudice che non ha visto i testimoni, che non li ha sentiti e quindi sarà un giudice totalmente ignaro di quello che è successo prima, che si leggerà le carte e poi giudicherà. L'Unione delle Camere Penali chiede un immediato intervento legislativo. L'Unione Camere Penali aveva proposto una modifica all'ordinamento giudiziario in virtù della quale nessun magistrato poteva trasferirsi ad altro ufficio, ad altro incarico, se non dopo aver esaurito tutti i processi del proprio ruolo che aveva iniziato. Il suo contributo fu determinante per l'introduzione delle lauree professionalizzanti. L'Università ha insignito Giuseppe Ionia della laurea honoris causa in ingegneria gestionale. Una laurea honoris causa in ingegneria gestionale per il suo contributo all'istituzione delle lauree professionalizzanti, le capacità dimostrate e le opere realizzate. Sono le motivazioni con le quali l'Università di Udine oggi ha conferito la laurea magistrale a Giuseppe Ionia, proposta dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura. Durante la cerimonia, Ionia, classe 1937, originario di Forgaria, è stato introdotto dall'ex magnifico rettore Alberto Felice De Toni. Giuseppe Ionia è un rappresentante autentico dei valori profondi del Friuli. Prima fa le scuole a Gemona, poi fa le scuole serale, poi infine arriva al Malignani dove si diploma perito industriale. Poi comincia una carriera come rappresentante dell'ordine dei periti prima in Friuli e poi a Roma, dove fa il presidente per la bellezza di 23 anni. E poi soprattutto insieme con la conferenza dei rettori e lui alla guida del Collegio Nazionale dei Periti abbiamo dato vita alle lauree personalizzanti. Nella Lectio Magistralis Ionia ha lanciato un messaggio alle nuove generazioni. Ai giovani lascio un messaggio importante secondo me, è quello di non trascurare nulla per formarsi al meglio secondo le proprie attitudini e secondo le proprie possibilità. Confcooperative, Regione e diverse associazioni hanno presentato sportello FVG. Vediamo di cosa si tratta. Sono più di 2.700 le realtà di volontariato censite dalla Regione, numeri sicuramente arrotondati per difetto rispetto alla realtà delle piccolissime associazioni. E a queste si rivolgono i nuovi sportelli nati dalla collaborazione tra Federvol, Federsolidarietà e Regione Friuli-Venezia Giulia. Sportelli gratuiti a cui ci si può rivolgere per questioni legate alla burocrazia, all'amministrazione o all'informatica. Gli sportelli daranno supporto burocratico-amministrativo alle associazioni di volontariato. Nella fattispecie aiuteremo le associazioni a interfacciarsi con l'ente pubblico quando queste associazioni devono compilare modulistiche, partecipare a dei bandi, ottenere dei contributi, quindi tutta quella parte amministrativa che oggi è un po' più complicata rispetto al passato perché richiede alcune competenze digitali che una gran parte delle piccole associazioni non ha. E penso alla SPID, penso alla firma digitale, penso alla PEC, penso ad accedere alle piattaforme tecnologiche degli enti pubblici perché oggi con l'ente pubblico ci si relaziona quasi esclusivamente attraverso un computer e quindi dobbiamo accompagnare e aiutare le associazioni ad affrontare questa evoluzione tecnologica in modo tale che possano interfacciarsi più semplicemente con l'ente pubblico. Tra poco le notizie sportive, in Sport FVG, in primo piano il mercato e forse la volontà di Udoge di partire o comunque la lusinga di diverse società per il talentino bianconero e poi il programma delle amichevoli estive in Austria che è stato definito. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.